Se tu decidi di votare no, di al popolo che voti no. Inutile che continui a dire che il referendum è una balla, il referendum non funziona. È talmente una balla che la Corte Costituzionale, tanto difesa da tutti, la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi e torto al governo. Altro che iniziativa mediatica di Luca Zaia, il referendum sull'autonomia, o come ha definito Tonella a Sveglia Veneti, una balla del governatore della Lega. È talmente una balla che il 22 ottobre ci saranno i seggi con gli scrutatori, i militari a controllare l'ordine pubblico agli seggi, ci saranno le schede elettorali, il certificato elettorale, le urne. Questa è la balla, no? Noi facciamo un referendum vero. Se Tonella e i suoi amici vogliono votare no, ci mettono meno a dire voteremo no invece che tirar fuori ogni giorno una novità. Perché, come sottolinea il governatore, dopo molti anni il Veneto è riuscito ad aprire un varco su dei diritti sanciti dalla Costituzione, ma che finora nessuna regione aveva mai chiesto con forza. Ora, con la sentenza della massima corte, la strada si è finalmente aperta. Il varco c'è, è legale in Costituzione. E prendiamo atto che il governo Renzi ci ha impugnato il referendum perché non lo voleva far fare ai veneti, la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi, non contenti sono tornati il 4 dicembre presentando un referendum loro da Roma per togliere tutte le competenze delle regioni, il risultato è che noi andremo a votare, il giorno dopo inizierà una trattativa e la forza verrà dal numero di cittadini di Veneti che andranno a votare. Questo non è il referendum di Luca Zaia o di qualcun altro, è il referendum dei veneti, nessuno di noi avrà alibi perché noi diciamo sempre paroni a casa nostra, questa volta è l'ora di dimostrarlo e non solo di dirlo.